Da vigili urbani a tutori dell'ordine e della sicurezza a 360 gradi, ormai da 10 anni tra le forze di polizia più a contatto con la gente ci sono loro, gli agenti di polizia locale. Una professione che è maturata in complessità, efficacia ed organizzazione radicandosi nel tessuto del Veneto dove esiste una scuola di polizia regionale. Una formazione di base periodica che tiene conto anche della particolarità di una mansione giornalmente a contatto con eventi traumatici, sia per chi li subisce ma anche per chi li rileva, come gli agenti appunto, oggi riuniti a Montecchio per un progetto chiamato Cerchio Blu, che a breve fornirà ai membri scelti della Polizia Locale di tutto il Veneto alcuni strumenti per gestire lo stress proprio e altrui. La delicatezza del tema è stata un'occasione per rinnovare la sinergia tra tutte le forze che operano per la sicurezza del territorio e condividere esigenze professionali comuni. Ormai le polizie locali hanno una dignità loro, sono a livello delle altre polizie e quindi contribuiscono con la Polizia di Stato, con i Carabinieri, con la Guardia di Finanza pienamente al controllo del territorio e alla repressione dei reati. Certo, l'impegno di prossimità della polizia locale merita un'attenzione in più, essendo a volte nelle province, in luoghi periferici o particolarmente lontani dai capoluoghi l'unico soggetto deputato alla sicurezza pubblica, un impegno vissuto con responsabilità e un pizzico d'orgoglio. Questi operatori conoscono benissimo, conoscono la realtà dei piccoli comuni, conoscono la realtà della famiglia, le difficoltà economiche, le varie problematiche, anche le eccellenze di questo territorio, per cui diventano automaticamente un plusvalore per la comunità, ma un plusvalore anche per la sicurezza, perché danno quel supporto, quella base per cui nelle grandi criminalità vanno ad annidarsi e quindi le polizie nazionali si avvalgono delle polizie locali proprio per riuscire a trovare quelle rispondenze e quelle risposte nel territorio e agire in maniera estremamente sinergica e estremamente incisiva.